Vorrei a questo punto fare un minimo di approfondimento su quelli che sono i contributi che il GLT può dare all'interno della struttura del quale ci ha parlato Domenico, ossia del gas. Ed è un contributo in termini di sinergia, perché il GLT di sinergia con le altre due componenti del gas, ma ancor più con i presidenti di zone di circoscrizione, che diventano in qualche modo la lunga mano attraverso i quali riuscire a raggiungere i soci e i club, cercando di dare quel supporto di quali facilitatori nella soluzione dei problemi che ogni club più o meno grande, più o meno in modo più o meno evidente, ha nell'ambito del territorio del Padrone. Quindi il primo aspetto sul quale noi cerchiamo di lavorare o cerchiamo di dare un contributo è proprio una diffusione operativa del gas. E questo lo riusciamo a fare perché l'organizzazione con la quale il nostro governatore ha voluto strutturare diciamo, il GLT nell'ambito del nostro distretto prevede una serie di responsabili per area, e questi responsabili per area, acquisendo tutte le informazioni di partecipazione, di contatto con i club, di informazione di territorio, di rapporto con i presidenti di zona di circoscrizione, diventano quei terminali intelligenti che possono da una parte trasferire i bisogni e dall'altra parte segnalarli a chi nel distretto è delegato alla loro soluzione, che non è solo il GLT, ma un po' tutti gli officer che del distretto ne fanno parte. Dall'altra parte c'è un problema che diciamo è abbastanza sentito, che è il ricambio che ha la nostra associazione. È un sistema, è un qualcosa che stiamo in qualche modo registrando da molti anni, e questo ricambio fa sì che molto spesso soci con scarsa esperienza vanno a ricoprire ruoli nell'ambito dell'organizzazione che potremmo definire apicali. Qual è il limite di questo tipo di ragionamento? Che noi ci muoviamo in un'associazione che ha una serie di regole che non sono delle camicie di forza attraverso le quali noi veniamo limitati nel nostro modo di operare, ma sono dei percorsi attraverso i quali queste regole, questa applicazione consente di avere dei service che siano efficienti ed efficaci e consentono, l'altro aspetto del ragionamento, di conoscere il territorio e farci conoscere dal territorio. Perché se queste due cose non si coniugano fra di loro, difficilmente riusciremo a mantenere quella partecipazione, quella presenza, quell'interesse da parte di altri soci di far parte dell'associazione o della struttura diciamo territoriale a richiederci interventi per il miglioramento. Per rispondere a questo, oltre alla struttura che riguarda l'aspetto dei responsabili di area che stanno già operando, in molti delle zone sono già intervenuti, molti club hanno già fatto un'attività, si stanno organizzando delle attività di formazione attraverso l'intervento dei responsabili di area. A fianco a questo c'è la scuola di formazione RAIS. È stato un qualcosa che è nato lo scorso anno, che ha visto raggruppare all'interno del nostro distretto tutti i formatori che hanno seguito dei corsi internazionali. Questa è una risorsa che rende il nostro distretto rispetto ad altri molto ricca, perché consente di trasferire un po' ai soci, ai club, un'esperienza che viene fuori da una conoscenza metodologica, ma non solo metodologica, anche di contenuti. Il ragionamento che ha fatto oggi Domenico Messina nel prospettarci il GATT ci fa vedere come è importante riuscire a trasferire nei modi più adeguati quelle che sono delle possibilità che la nostra associazione dà a tutti quanti noi attraverso la formazione, attraverso le statistiche, attraverso una serie di dati che ci arrivano e che molto spesso non abbiamo o la curiosità o la capacità o la volontà di andare a leggere, approfondire, capire e trasferire nell'azione quotidiana che i nostri club fanno sul territorio. E il terzo punto sul quale volevo richiamare la vostra attenzione è quella dei leader, che è legato in qualche modo a quello che abbiamo visto precedentemente. Una leadership leader che fanno parte di una leadership che non è una struttura verticistica, cioè non è un criterio che dall'alto arriva verso il basso, ma è un sistema di trasferimento delle informazioni in senso orizzontale. Abbiamo una leadership che deve essere in grado di ascoltare, di capire, di recepire quelli sono i bisogni e trasformarli in azione. Questo tipo di leadership è quella che caratterizza la nostra associazione e sulla quale noi dovremo spenderci in modo significativo nel tempo.
Quindi questa struttura è al servizio di tutti, è al servizio delle altre componenti del GAT, delle quali è parte integrativa, perché la formazione che si va a fare nell'ambito dei club non è una formazione di leader, è una formazione che riguarda la crescita associativa, che riguarda i compiti e ruoli. Il GAT di club, che è anche il GLT di club, scusate, che è anche il primo vicepresidente, è quel soggetto che il prossimo anno dovrà ricoprire un ruolo, ma lo ricoprerà bene se in questo anno sociale, nel quale è GLT e vicepresidente, fa una serie di approfondimenti di conoscenza della realtà del suo club e del distretto nel quale opera, i contatti con le strutture interne ed esterne, che gli consentiranno il prossimo anno di operare nel miglior modo possibile, in cooperazione, in una visione nella quale i soci sono gli attori principali perché restano nel tempo e gli officer sono coloro che sono delegati in un arco temporale più o meno contenuto a far sì che questi compiti vengano effettuati e sviluppati nel migliore dei modi. Come vedete, in questo ambito l'azione del GLT è un'azione diciamo di condivisione. Parliamo di Luigi, parliamo, sì, dobbiamo dare il